È assente per rinuncia da questa mattina, Presidente. Va bene. Grillo Salvatore. Ha rinunciato alle 14:55. Buttà Bruno. Non c'è. È stracciato, Presidente. Illuminato Roberto. Vuole rendere l'esame Illuminato? Non ho sentito. Longo Santo. Rinuncia? Mangion Giuseppe. Esame. Sì, Mangion Giuseppe 59. Marchese Maurizio. Aveva chiesto, credo... Ah, quello era Michele. Presidente, è assente per rinuncia da questa mattina. Marsiglione Francesco. Assente per rinuncia. Maugeri Nicolò. Vuole sottoporsi all'esame oppure no, Maugeri? Sì, Presidente, si sottopone all'esame. Palazzolo Salvatore. Sì, si sottopone all'esame, signor Presidente. Presidente, chiedo scusa, Pagano Antonino. Stracciato e rinviato al 17 settembre, signor Pubblico Ministero. Ah già, allora era rimasto il mio elenco. Pappalardo Salvatore. Per 62. No? Perché è libero. Se vale la facoltà di non rispondere, Presidente. Pappalardo si avvale? Raimondo Francesco. Chiedo scusa. Assente per rinuncia da questa mattina. Rapisarda Giovanni. Pistone non faccio. È presente, vuole essere esaminato oppure no? Chi è questo? Chi era questo, Presidente? Rapisarda Giovanni. Mi scusi, Presidente, ma Pistone l'abbiamo chiamato? Pistone aveva manifestato la volontà di non rendere l'esame. Almeno qui l'ho annotato, quindi da qualche parte risulterà verbale. Raimondo l'aveva già chiamato, Presidente. Sì, Raimondo aveva già rinunciato, infatti l'avvocato Romano non c'è stato e non c'è. Dicano Filippo è in aula? Sì, intende avvalersi della facoltà di non rispondere, signor Presidente. E allora perché l'abbiamo fatto tradurre, poetessa? Presidente, perché voleva assistere e poi ha deciso così con suo diritto. Salvo Antonino. È presente Salvo? E vuole essere esaminato? Sì, signor Presidente, vuole essere esaminato. Lo so che tu c'è andato. Lo so che tu c'è andato. Santa Paola Angelo del 62. Giocatore Bisatti. Vuole essere esaminato. Santa Paola Francesco del 61. No, Presidente. Eh? Che mi risulti no, è comunque in aula, si può chiedere. Allora, Santa Paola Francesco del 61 cosa vuole fare? Va bene. Santa Paola Salvatore del 58. Credo che sia in aula. È assente per rinuncia da questa mattina. Santa Paola Vincenzo del 69. Si avvale. Sant'Onofrio Carmelo? No, non ho capito. Vuole rispondere oppure no? Sì,
Sciuto Sebastiano, È assente per rinuncia da questa mattina. Scuderi Salvatore, non c'è. È rinunciante permanente, Presidente. Strano Giuseppe, Strano Mario, Suraniti, cosa vuole fare? Vuole rispondere, Presidente. Vuole rispondere? Tomaselli Antonio? Capito? Torna bene Mario? È assente per rinuncia da questa mattina. Tropea Sebastiano? Io ho segnato che si avvaleva altro della facoltà di non rispondere. È vero. Tusa Francesco? Presidente, non c'è, non è vero sia rinunciante, ma entrambi tu non si avvalgono. Si avvalgono entrambi? Sì. Chi avvalgono? Allora facciamo 10 minuti di sospensione per programmare il lavoro Presidente, per il resto dell'udienza. Tomaselli è soltanto una domanda. Ma dobbiamo aspettare. È qui, se è qui facciamolo entrare, sì. Chiedo scusa, Tomaselli, Chiedo scusa, Zuccaro Giovanni e Zuccaro Nunzio, in che posizione? a me risultano entrambi che si avvalgono e ce lo può confermare l'avvocato Catania, che sostituisce l'avvocato Giuffrida. Avanti Tomaselli, sì. Quanti sono? Li ha calcolati? Pubblico ministero. La domanda era questa. Lei conosce Avola Maurizio? Mai conosciuto. Lei ha mai frequentato la via Battello? Prego? La via Battello di Ognina? Via Battello? Mano sì, no. Sì, No, una sola l'hai volta, sentita. purtroppo. Quando? Nell'occasione che ho ricevuto una telefonata da parte di mia sorella che stava per morire e poi è morto il mio cognato nella clinica. Suo cognato? È morto nella clinica Motta. Ho capito. E nella abitazione vicino, in un'altra abitazione vicino in via Battello? Non sono mai stato in quella zona. Lei sa che Avola Maurizio ha riferito di averlo incontrato nella casa di tale Tringale Giuseppe in via Battello, Non so chi è, non ci sono mai stato. dove era latitante Mangion Francesco. Assolutamente. Non altre domande. Può rientrare il signor Tomaselli. Ora vorrei sapere un po', si può accomodare? Buonasera. Cosa vogliamo fare per questa sera? Cioè intanto abbiamo bisogno di fare una pausa e sono le 19:37, ditemi voi se vogliamo continuare ed esaurire cioè sino ad esaurimento per quelli che siamo qua. Sono 12, Presidente. Sono 12. È impossibile l'esaurimento, Presidente. Un attimino ci Oppure pensiamo. continuare con altri 2, stabiliamo chi sono, con altri 2, altri 3, Presidente, io ma tutti quanti avete questa stessa esigenza. Ne ho uno, Suraniti, se potremmo farlo stasera. Allora signori, il pubblico ministero è disponibile, credo. La Corte pure. Stabilite voi, quelli che restate, noi procediamo. Presidente, era mio interesse, poiché domani non sarò in aula, di sentire stasera il Santa Paola. Avvocato, se lei rimane qua, noi lo sentiamo. Mi sacrifico, Presidente. Allora, l'avvocatessa per Palazzolo?
Il programma è che a quanto pare stasera non si può esaurire l'esame degli imputati e quindi vediamo quello che possiamo fare. Palazzolo. Presidente, se indichiamo i nomi di 4, 5, li ritiene cosa gli altri? No, quelli che ritengo io, quello che ritiene il pubblico ministero d'accordo con voi. Quindi Palazzolo, Colajanni, poi? Avvocato Litta. Non lo so. No, signor Presidente, desideriamo sapere per stasera chi sono gli imputati che saranno sentiti. Così gli altri. Allora, io dico, ci sono 12 imputati da sentire. Non si possono sentire tutti stasera perché sono esami laboriosi, non è che è una cosa. Quindi vediamo quelli che possiamo fare stasera, quelli di voi che hanno particolari esigenze e che domani non possono venire, per esempio. Sinora abbiamo Palazzolo e Colajanni. E a volte quanti intende sentire? Fino a che ora? Non è né un problema d'orario e neanche un problema della Corte, è un problema vostro. Cioè, l'avvocato Rapisarda aveva chiesto di poter intervenire stasera? E chi sono i suoi assistenti? E allora quegli altri continuiamo noi. Quindi Cusimano Maurizio e Santa Paola Angelo. Presidente, se si ferma questi qua. Ci possiamo fermare qui? Va bene, pubblico ministero, così? Come dice Presidente? Allora, questi 4 stasera, il resto si va a domani. Domani mattina, Presidente. Domani mattina, certo. Presidente, se consente, io dovrei depositare delle dichiarazioni spontanee rese da Zucchero Carmelo che si era avvalso della facoltà di non rispondere. E c'è uno scritto? Sì, se preferisce lo vorrei depositare stasera. Sì, in esito a questi esami lei depositerà le dichiarazioni di Palazzolo. Lì? All'esito di tutti, di Zucchero Carmelo, ma io dico lo devo depositare all'esito alla fine dell'udienza o posso depositarlo anche adesso? Si devono leggere? Queste dichiarazioni scritte si devono leggere? Sì. Può aspettare lei? O se ne deve andare? Io dopo l'esame del Palazzolo avrei dei problemi perché sono con l'avvocatessa Luisi, quindi. Allora procediamo all'esame di Palazzolo intanto. Signor Presidente, scusi, io che non parlo, lo sostituto processuale all'avvocato della Pisarda. Va bene, grazie. Allora, il signor Palazzolo. Buonasera. Buonasera. Signor Palazzolo. Lei ha chiesto di rendere l'esame e il pubblico ministero può procedere. Signor Palazzolo, lei Scuto Rosario lo conosce? No, come nome no, però vedendolo qua, diciamo, di presenza è una persona che ho incontrato in carcere nel 93 per un giorno e poi è una persona che ho visto anche fuori, diciamo, non c'era una frequentazione, però di fuori lo vedevo, una faccia nota, diciamo, dei cereali. In quali luoghi l'ha visto? Guardi, in giro dai cereali, non lo so, preciso adesso non lo so, l'ho incontrato dai cereali, in pescheria, campo sportivo perché sono frequentato il campo calcio, in genere non glielo so dire, diciamo, è una faccia nota comunque, ecco, non è un personaggio che cioè come nome non mi diceva niente, però come, diciamo, viso sì. Lei un certo Alfio Manca l'ha conosciuto, l'ha mai sentito nominare? No, come diciamo per televisione, giornali sì, so che è una persona di cereale che è stata uccisa, però personalmente non ho mai avuto conoscenza né diretta né per sentito dire, tranne quando è stato, diciamo, è venuto il fatto. Il fatto cosa intende? L'omicidio? Sì, quando l'ho sentito diciamo al televisore, al giornale, perché seguo abbastanza, diciamo, giornali, croniche, queste cose qua. Lei ha saputo se nel passato era stato già oggetto di attentato? No, guardi, la prima volta che ho sentito, diciamo, è stato soltanto, cioè, anche perché un omicidio dei cereali, io sono dei cereali, è una cosa che, cioè, poi quando succede, diciamo, si sa, è una cosa che risalta, ecco, in un paese come i cereali.
Però prima di allora non ho mai completamente, mi era nuovo, ecco. Sciuto Sebastiano, lei l'ha conosciuto? No, sempre come nome no, come faccia conosciuta di fuori, c'è un viso, cioè vedendolo qua, diciamo, perché l'ho visto qua, è una persona che vedevo fuori, sempre, non ricordo preciso dove, però in giro per Acireale sicuramente sì, l'avrò visto. Lei il soprannome Nuccio Coscia l'ha mai sentito? No, completamente, questo l'ho preso qua, diciamo, in aula, mai sentito fuori questo soprannome, questo... Ercolano Sebastiano, lei l'ha mai conosciuto? No, completamente. Sentito nominare? Neanche. Trovato Alfio? No, mai. Pagano Sebastiano? Pagano Sebastiano, sì. Quando l'ha conosciuto? Pagano Sebastiano l'ho conosciuto, sarà stato verso il 91 circa. Sicuro 91 penso, sì. In che occasione l'ha conosciuto? Allora l'occasione è stata questa, tramite il nipote, cioè Vinci Guerra, io ho fatto dei lavori a casa di Vinci Guerra, cioè ho fatto delle ristrutturazioni, dell'impianto elettrico e via di seguito. In quell'occasione ho preso amicizia, diciamo, con il Vinci Guerra e qualche volta poi da allora, diciamo, abbiamo avuto l'occasione, diciamo, di frequentarci qualche salto reamente col Vinci Guerra, cioè con le famiglie, ecco, mia moglie, uscivamo qualche volta così. E da là ho conosciuto anche il Pagano, che era lo zio, diciamo, di Vinci Guerra, perché è venuto là, mi sembra una volta, comunque è stato nella casa di Vinci Guerra, ecco. Mentre Pagano Antonino? Pagano Antonino... faccio riferimento chiaramente all'imputato del 62. Pagano Antonino, allora, lo conosco da molto tempo, diciamo, da molti anni, molto prima ancora, non lo so, 85, 83, 82, molto tempo, ecco, alla gioventù. Poi ho avuto l'occasione, diciamo, l'ho incontrato anche in casa di Vinci Guerra, perché lui, il Pagano, in primo periodo faceva l'imbianchino. Pagano chi? Antonino. Faceva l'imbianchino e ho avuto l'occasione l'ho incontrato anche a casa del Vinci Guerra, che effettuava, diciamo, dei lavori di pittura e via di seguito. E in seguito, dato che è un ragazzo che aveva famiglia, bambine, io lavoravo, diciamo, avevo qualche lavoro di elettricità e via di seguito, l'ho portato in un primo periodo con me a fare l'elettricista. Poi, dopo che ho abbandonato, diciamo, l'attività, ho messo in un secondo piano l'attività di elettricista, l'ho portato con me verso il 93, io ho rilevato una gastronomia di Citrezza e lì mi dava una mano d'aiuto, tagliava, perché era anche girarosto, tagliava i polli, queste cose qua, per guadagnarsi, diciamo, qualcosa di soldi, ecco. Torniamo al Pagano Sebastiano. Sì. Che tipo di frequentazione se ne è avuta, gli è stata con il Pagano Sebastiano? Posso? È un attimino che si calmano. Allora, con il Pagano Sebastiano come frequentazione, diciamo, vera e propria non ne ha avuto, perché il Pagano Sebastiano, devo fare una piccola parentesi, è una persona che ha dei problemi, è un tipo un poco particolare, è una persona che stava sempre a casa, non usciva mai, aveva problemi psichici, diciamo, ecco, problemi di depressione nervosa, e ho avuto un'occasione, diciamo, di cresimare un bambino, e vengo e mi spiego come. Io frequentavo una Vinci Guerra che tramite le famiglie mi ha invitato il Vinci Guerra al battesimo di suo figlio, non come padrino,
mi hanno invitato come al battesimo. Io mentre mi trovavo al battesimo di suo figlio, che doveva essere cresimato, che doveva essere battezzato dal suocero del vinciguerra, nella chiesa c'erano altre persone che dovevano battezzare i bambini. Il suocero del vinciguerra in quell'occasione ritardava a venire perché era un vecchietto, aveva problemi a venire, non so, perché doveva venire da Catania. Allora il prete in quell'occasione dice: guardi, dobbiamo fare, ci sono altre persone che stiamo a battezzare, dobbiamo fare, dice, magari lo sostituisce nominalmente qualcuno, diciamo, però resta sempre lui, dice, fin quando lui non arriva. Allora il viceguerra mi ha detto, dice, mi può fare la cortesia, dice, mio suocero sta venendo, siccome il parroco ha problemi perché ci sono altre famiglie, se mi puoi fare la cosa che lo battezzi tu, però sempre resta mio suocero, dice, è una proforma, però. E ho detto va bene, io gli ho battezzato questo bambino, però sempre, se noi andiamo a vedere le carte, esce suo suocero, perché poi dopo, diciamo, alla fine della funzione, quasi alla fine, diciamo, dopo, che poi dopo c'era la messa, no? È venuto suo suocero. Allora che succede? Il pagano aveva un figlio che doveva cresimarsi, siamo nel 92 esattamente, doveva cresimarsi, e mi dice, sai, siccome non c'è nessuno che me lo cresima, se mi fai la cortesia, se me lo cresimi tu. Siccome era una persona che era anche dai parenti stesso, dato che aveva questi problemi, era una persona che veniva un po' allontanato, mi è sembrato male e gli ho detto va bene, te lo cresimo io, non c'è problema, dato che c'era stato quel discorso col vinciguerra, e gli ho cresimato questo bambino, e siamo nel giugno circa del 92. Dopodiché i rapporti con il pagano sono rapporti, diciamo, molto sporadici, cioè non erano rapporti, diciamo, di una confidenza, una cosa, diciamo, frequentazione giornaliera, ecco. Senta, Palazzolo, questo episodio del battesimo del figlio del pagano quando si è avuto, quando si è verificato? Che io mi ricordi nel 92, che io mi ricordi. Mentre l'aveva conosciuto nel? Ma sicuramente sarà stato 90-91, mi sembra, una cosa di questo genere, preciso non so. Può essere prima del 90, non può essere. Non glielo so dire, potrebbe essere intorno al 90, circa 90-91. Non sono preciso perché mi ricordo che è stata l'occasione che abbiamo dipinto questa casa, però di preciso non glielo so dire, non potrei dire una data approssimativamente. Ecco, il battesimo mi ricordo che era nel 92 però. La cresima. Senta, Rigano Filippo lo conosce? Sì. Quando l'ha conosciuto? Rigano Filippo lo conosco da molto tempo, preciso non lo so la data. Posso dire che Rigano Filippo lo conosco perché svolgeva l'attività di imbianchino pure lui, ci siamo incontrati in alcuni lavori, diciamo, io facevo l'elettricista e lui per esempio ci siamo incontrati in lavori in delle case private, che lui faceva il pittore e io facevo l'elettricista, e poi conoscenza anche da fuori, ecco. Senta, Ponzio Concetto lei l'ha conosciuto? No, mai. La discoteca Miami, discoteca ristorante? So dove è la discoteca Miami, però non vi sono mai stato, diciamo, alla discoteca. Non sono un ballerino, un frequentatore di discoteche, ecco. Senta, la piazza Leonardo Vigo, sì, dove si trova? Dove c'è la pescheria, diciamo. E la pescheria in che zona è? San Sebastiano, pescheria, queste zone qua. Acireale parliamo. È la parte vecchia di Acireale? Sì, sì, la parte vecchia di Acireale. Dove c'è la chiesa di San Sebastiano, ecco. La chiesa di San Sebastiano. Sì. Senta, signor Palazzolo, lei è nato il 19 giugno 66? Esatto. E ha detto di non aver mai conosciuto Sciuto Sebastiano e Scuto Rosario. Come conosciuto di frequentazione di persona, no, completamente.
Ricorda di essere stato controllato insieme a Sciuto Sebastiano e a Scudo Rosario? Ricordo di aver avuto un fermo in piazza Leonardo Vigo, come dice lei, nell'89-90. Il 15 settembre del 1989. Perfetto. E il fermo, e infatti io torno a ripeto, non ho nessuna frequentazione, il fermo è stato così. E non mi ricordo se erano i carabinieri o la questura in questo momento. Comunque era un periodo in cui la questura usava fare tipo, diciamo, piccole retate, ecco, diciamo. Arrivava all'improvviso, per esempio entrava dentro un bar, tutte quelle persone che erano dentro un bar o nella piazza, così, dove andava i documenti. E questa è stata una delle occasioni, perché c'è stata una, è stata questa occasione qua, e un'altra è stata, mi sembra, anche in piazza Duomo, non mi ricordo, e ha domandato in quell'occasione documenti. Sempre con le stesse persone? Come con le stesse sempre persone? Conosciuto? No, nel modo più assoluto. Questa è stata l'unica volta, diciamo, che con lo Sciuto e con questo Scudo, come piazza Leonardo Vigo, diciamo. Hanno domandato, non mi ricordo, i documenti a tutte le persone dentro il bar, li hanno scritte. Ma lì c'è un bar? Sì, c'è il bar Cipriani. Bar Cipriani. E io mi trovavo dentro il bar, e invece queste persone, diciamo, si trovavano fuori su dei mezzi, delle moto, mi ricordo, e poi c'erano altre persone che erano davanti al bar. Senta, ma lei questo bar era solito frequentarlo? Questo bar lo frequentavo quando io, diciamo, andavo a fare la spesa. Sicuramente sarà stato di mattina, perché c'è la pescheria, come gli dicevo, sicuramente sarà stato di mattina, penso, perché come ricordo io sì. Ma lei allora frequentava questo bar? No, frequentavo, cioè nell'occasione che io mi trovavo là, certe volte che facevo la spesa, magari andavo a prendere il caffè, facevo colazione, ecco. Il suo posto di lavoro rispetto al bar a che distanza? No, nel modo più assoluto, non ci siamo diametralmente opposti. Ma lei sa se lo Sciuto e lo Scuto se la facessero sempre lì, avanti quel bar, vicino alla chiesa di San Sebastiano? Questo non glielo so dire. Sono persone che ho visto, diciamo, li ho visti, gli ho detto in pescheria, come già prima che lei mi diceva questo discorso io già gli avevo detto che li vedevo, diciamo, dei cereali, pescheria, campo sportivo, forse anche, non glielo so dire preciso. Senta, Grasso Giuseppe lo conosce? Grasso Giuseppe. E il momento, come nome non mi dice, potrebbe essere anche che lo conosco, però come nome no. Comunque, se gli risulta il fermo, sicuramente. Sicuramente? Può essere che lo conosco, può essere che non lo conosco come Grasso Giuseppe, perché possibilmente lo conosco come Giuseppe, non lo so. Mentre l'altra volta che è stato controllato con chi era? Io mi ricordo una volta che sono stato controllato in piazza Duomo e non mi sto ricordando chi era, aspetti. Non me lo sto ricordando. Comunque, se il pubblico ministero uscirà indubbiamente. Non se lo ricorda? No. Mi ricordo una volta a piazza Duomo, però non mi ricordo precisamente, che sono passati parecchi anni, sicuramente, perché non è un fermo, perché penso che dal 93 in poi penso che non dovrei avere fermi, diciamo, dovuti un certo periodo, ecco. E non ricorda le persone con cui era? No, completamente. Cioè, adesso no, se magari mi fa mente locale lei. Lei Mario Tornabene lo conosce? No. Costarelli Rosario? No. Burgone Giuseppe? No. Trovato Mario? No. Arena Mario? Sì. Quando l'ha conosciuto? Arena Mario, allora, io l'85, appena sposato, sono andato ad abitare ad Acicatena, via Blanco, dove avevo anche la sede della mia attività. E l'Arena Mario
abita vicino, via Macello, ecco, saranno in linea d'aria dove abitavo io, erano 20 metri circa. E siccome l'Arena Mario, io avevo un furgone, una macchina furgonata con le scritte laterali pubblicitarie dove c'è scritto Palazzolo, Salvatore, impianti elettrici e via di seguito. L'Arena Mario ha aperto un'officina di riparazione gomme in via Aldo Moro, sempre là vicino, e siccome ha visto il mio furgone con la scritta impianti elettrici Salvatore Palazzolo, che avevo questo furgone con queste scritte, mi ha chiamato per se gli potevo eseguire questo impianto in questa officina che era in via Aldo Moro. E allora gli ho fatto questo impianto e poi io mi servivo da lui come gommista, lui da me come elettricista, ecco, e ho fatto dei lavori fino ultimamente, anche quando lui era in carcere, il 93 mi sembra, 93-94, non ricordo bene, ho fatto anche dei lavori a casa sua. Mi ha mandato a chiamare tramite suo fratello, gli ho fatto dei lavori di elettricità a casa sua, perché mi ricordo che aveva avuto un problema, che c'era andato un altro elettricista e gli era preso a fuoco tutti i fili e le cose, e mi ha chiamato a me e io poi gliel'ho sistemato, e lui in quel periodo era in carcere. Senta, ma Uggeri Mario invece lo conosce? No. Quattrocchi Alfredo o Alfio? No. Quattrocchi Angelo? No. Il Rigano già aveva risposto. Sì. Campione Andrea? No. Grancagnolo Carmelo lei lo conosce? No. L'ha mai sentito nominare? No, prima? qua in processo, ecco. Avola Maurizio? No. D'Agata Marcello? No. Scusi, che intervallo di tempo vi è tra i due controlli che lei ha ammesso di aver ricevuto? Quali due controlli, scusi? Lei poc'anzi con quel controllo che abbiamo detto quando hanno fermato tutte quelle persone? Ce ne sono stati due controlli. Sì, io non mi ricordo la distanza di tempo, non la ricordo. Ricordo che per il tipo di controllo, com'è che c'è il controllo che mi fermano a me con la macchina, sono con altre persone e mi fermano, e poi questo è un controllo particolare, perché hanno fatto proprio una cosa, hanno preso tutte queste persone e hanno scritto nomi, cose di varie persone, ecco, che c'erano là al bar, e l'altro preciso non lo so. Mesi, anni, questo le voglio dire. Non glielo so dire. Direi una bugia, ecco. Sicuramente non sarà stato il mese dopo, Ecco, siccome lei ha detto poc'anzi, era un periodo di tempo in cui la polizia faceva questi controlli, voglio capire che esperienza ha lei di questi controlli. Guardi, io gli dirò, io all'88 sono stato in carcere per una tentata rapina, sono sceso, ho fatto 3 mesi, sono uscito. Non lo so, giustamente magari perché ero sceso, ero uscito dal carcere, forse all'occhio in un primo periodo, magari perché ero in giro, perché non trovavo, in un primo periodo subito non ho trovato lavoro, e allora magari ero più all'occhio, e poi mano a mano, siccome io poi ho iniziato di nuovo il mio lavoro, le mie cose, non ho avuto più questi problemi, queste frequentazioni, questi fermi, ecco. Queste frequentazioni con chi? Lei ha parlato di frequentazioni con chi? Ha specificato signor pubblico ministero. Avvocato, se vuole fare opposizione mi faccia fare la domanda però. Cosa significa? E allora, avvocato? Scusi, siccome subito si è trattato di un lapsus, per questo mi sono permessa di intervenire, non era una supposizione. No, lo posso spiegare subito. C'è una frequentazione, nel senso, gli spiego subito. Com'è che c'è stato, il vinciguerra? Che io uscivo qualche volta. Vinciguerra è pregiudicato? Pregiudicato, sì. E è capitato alcune volte che ho avuto, dei fermi con il vinciguerra. Quando? Ma 91, 92, sicuro.
quindi altri fermi oltre questi di cui stiamo parlando adesso? Sì, io in tutta la mia vita mi hanno potuto fermare da quando sono nato adesso 10 volte, ecco, non pensiamo che mi fermavano tutti i giorni, ecco. E con chi l'hanno fermato in tutte queste volte? Guardi, io mi ricordo con Viceguerra sicuro. Quante volte con Viceguerra? Non lo so, una volta, 2 volte, al massimo, penso. Poi? Una volta col Pagano, Antonino. Poi? Queste 2 occasioni che ho detto io di queste 2 cose. Conosciuto? C'è questa volta che hanno fatto questa... poi quell'altra volta. Poi adesso in mente locale non ricordo. Sicuramente saranno riportati, perché sono fermi registrati, ovviamente saranno riportati. Ma non si ricorda le persone? No, direi una cosa che non... Forse una volta Corrigono Filippo mi pare. Poi? Non lo so, basta. Non ricordo. E in che zona è stato controllato Corrigono Filippo? Corrigono? Beh, Rigono me lo ricordo, sa perché? Perché lui era andato ad abitare in via Penelope e allora siamo stati fermati, mi ricordo che dovevamo andare a prendere del materiale perché lui ha rinnovato la casa in via Penelope, che era una casa antica, e lui l'ha rinnovata e ha fatto un tetto in legno dove dovevano essere messi dei faretti, no? E allora mi ricordo che siamo andati ad acquistare questi faretti con dei fili in un negozio di elettricità e mi ricordo che siamo stati fermati. Polizia o carabinieri? Questo non lo ricordo, mi ricordo che siamo stati fermati. E il periodo? No. Ecco, sempre compreso tra... ma sarà stato forse nel 91-92. E quindi quando lei dice, poc'anzi ha detto, era un periodo che la polizia... No, che ecco, gli spiego. Siccome è capitato, che sono stato fermato e qualche volta con qualche pregiudicato, possibilmente era un periodo un po' particolare, che magari uscivo dal carcere, la polizia... No, ha tentato anche, non lo conosce. Lei conosce Leonardo Campo? No. Sa se è vivo, se è morto? No. Lei ha detto, mi pare, ha fatto delle dichiarazioni spontanee, non è stato mai in Germania? No, mai in Germania. È stato in altri paesi europei? No. Sono stato, come ho dichiarato, quando ero all'età di 12 anni, sono andato 2 volte in Algeria. È stato al nord Italia, da qualche parte? Sì, qualche volta sì, per vacanze, ecco. Per ragioni di lavoro? No, come ragione di lavoro no. E quando è andato al nord per quanto tempo c'è stato? Ha sempre poi periodi non brevi, ecco. Dove è stato? Ho fatto un viaggio con mia moglie. Dove? Siamo stati a Venezia, Roma. Poi dove siamo? Firenze, basta. Questo tipo di viaggio soltanto? Sì, viaggi, poi qualche volta altro così, ma sempre così di piacere, ecco. Lei ha sentito le dichiarazioni, era presente in aula quando sono stati sentiti? Seguo tutto il processo. Ecco, rispetto alle sue dichiarazioni, cioè che ha reso nel corso delle indagini preliminari, e rispetto alle dichiarazioni che ha sentito dei collaboratori che sono stati esaminati per ultimo, ha qualche cosa da aggiungere, cioè tutte queste circostanze
poche o notevoli che siano, a suo carico che provengono dalle dichiarazioni degli ultimi 2 collaboratori di giustizia. Lei ha qualcosa da dire, da aggiungere, da modificare? No, guardi, io per quanto riguarda gli ultimi 2 collaboratori, per quanto riguarda il trovato non lo conosco, anche se lui ha detto il discorso delle pistole e via di seguito completamente, non l'ho mai visto. E per quanto riguarda il Pagano sì, lo conosco, non ho niente da dire, ecco. Cioè, non lo so, sarà stato perché lui ha problemi, vuole uscire dal carcere, perché come le dicevo è una persona che ha problemi, diciamo, ha sofferto di crisi depressive, nervose. Se immaginare che lui ha un soprannome, lo chiamano Bastiano Alupa, cioè Bastiano il lupo. Perché? Perché di giorno non esce mai, sta sempre coricato, e usciva sempre la notte e gli dicevano che era tipo un lupo. Mentre lei, tu l'elettricista, no, completamente. Non è un nome che... No, possibilmente Salvatore l'elettricista, nel senso... Salvatore l'elettricista è io ho fatto l'elettricista, mi possono chiamare Salvatore l'elettricista. In siciliano tu l'elettricista, ma non come soprannome, ecco. Scusi, lei è stato condannato per che cosa? Io? Per una tentata rapina. Tentata rapina era una tentata rapina aggravata? Sì, penso sì. Cosa c'erano? Con che cosa l'ha fatto questa rapina? Con delle pistole. Con delle pistole. E ha avuto... quante pistole erano? 2 pistole. 2 pistole. Erano con matricola brasa, suppongo, no? Sì. Quindi ha avuto anche la ricettazione? Sì, abbiamo patteggiato la pena comunque, ecco. Non lo so, patteggiato la pena. Lei si è mai occupato di esplosivi? Mai in vita mia occupato di esplosivi. Per sua cognizione il Pagano Sebastiano è in carcere. Sì. Senta, presupposto di quei controlli di polizia, quando appunto vengono controllate assieme le persone, è che quelle persone appunto siano assieme. Quindi le chiedo di fare uno sforzo di memoria. Ricorda esattamente l'episodio del controllo con lo scudo e con lo sciuto? Lo posso ripetere di nuovo. Sì, io mi trovavo... cioè le voglio dire una cosa, sì, non è possibile che voi potete essere controllati assieme se quelli erano fuori dal bar e lei era dentro al bar, come ha detto poc'anzi, perché sennò non sarebbe mai risultato un controllo assieme fra le persone che l'ho indicato. E allora, dottor Marino, io gli ripeto, le persone sono state fermate, erano su 2 moto, una aveva una moto e una aveva un'altra moto. Io ero dentro il bar, ci siamo? Sono arrivate loro stavano con le moto, se ne stavano andando, giusto? Infatti mi ricordo che poi ci hanno portato tutti quanti in caserma e hanno sequestrato forse loro le moto, perché erano, infatti, siccome se ne stavano andando con le moto, avevano problemi di patente, non lo so, e nell'occasione hanno preso anche il nominativo di altre persone, io mi ricordo bene, di cui persone incensurate, ecco, persone sicuramente che non erano pregiudicate, almeno per dirle una cosa, ma in quel controllo risultano 4 persone, esattamente il Grasso, lo Scuto, lo Sciuto e lei. Ora, com'è possibile, lei sta dicendo anche altre persone, non risultano altre persone, perché l'avete portato? Non lo so, perché lei fu portato in caserma? Ma fummo portati in caserma, non lo so, perché io risultavo pregiudicato e mi hanno portato in caserma. Insieme allo Scuto e allo Perché Sciuto? risultavano pregiudicati e l'hanno portato Ma ora in caserma. questi particolari come li sta ricordando? Erano partiti che lei non ricordava a stento la fisionomia dello Scuto e dello Sciuto? No, io non l'ho detto questo, così a pubblico ministero. Io ho detto che erano persone che vedevo da cereale, non li conosco come nome, sì, però ma adesso sono sta persone fornendo che un li vedevo da particolare, cereale. sta No, fornendo dei io sto particolari. fornendo particolari sul discorso del fermo. Cioè, ma con quelle persone? Ma non con quelle persone solo, diciamo, perché erano quelle persone, perché sono persone che io ho visto qua e allora
facendo mente locale, dandomi lei il discorso del fermo, io sto ricordando, perché è una cosa che si sale all'89, cioè non è mica ieri. Sì, ma lei dove si trovava esattamente quando è stato controllato? Io mi trovavo nel bar. Scusi, c'è opposizione, ha già risposto più volte che si trovava dentro al bar, ha già specificato, poi le valutazioni Possiamo D'accordo, affrontarlo il discorso, perché mi pare che è stato sufficientemente esplorato. Lei conosce Pennisi Gaetano? Pennisi Gaetano, mi sembra di no. Come Pennisi Gaetano mi sembra di no. Mi sembra, poi. È sicuro? Può essere che lo conosco come Gaetano, non come Pennisi Gaetano, no. E come Gaetano lo conosce? Non lo so, conosco Gaetano, conosco Vinciguerra Gaetano, come... Vabbè, non lo so, ho capito, cioè come Gaetano, però non... Oltre Vinciguerra Gaetano, altri Gaetani ne conosce? Gaetano. Altra domanda, pubblico ministero. Cosa? Passiamo ad altre domande. Non ce ne sono più, Presidente. Avvocato Sabbiani. Sì, signor Presidente. Signor Palazzolo, lei ha detto che vedendo qui in Scuto Rosario ha ricordato di averlo visto al carcere per qualche giorno quando lei è stato detenuto. Sì. Lei ricorda se ha mai fatto delle confidenze in quei giorni al carcere allo Scuto? Guardi, avvocatessa, a prescindere dalla conoscenza di tutto, diciamo, mettiamo per un'ipotesi che io avrei fatto delle confidenze a Scuto. Siccome Scuto è venuto qua e ha detto che io gli avrei raccontato il discorso della Villa Baudo e gli avrei detto anche le modalità, specificando che la gelatina non era stata sufficiente, meno male che c'erano le bombole di gas. Cioè io penso una cosa, a prescindere dal fatto della confidenza, se io dovevo andare a raccontare delle cose e dovevo andare a raccontare anche i minimi particolari, secondo quello che io ho preso qua processualmente, non gli andavo a dire la gelatina è poca e le bombole di gas, perché ho visto che qua è risultato tutto il contrario. Che abbiamo visto che è venuto Peracchio, è venuto Fatuzzo e hanno detto che per la qualità e la quantità era sufficiente, diciamo, la gelatina. Non è venuto, diciamo, tra la risata dei pompieri, ha detto che le bombole erano a posto, che le ha controllate personalmente lui quando è venuto. Cioè, se andavo a fare una confidenza gliela andavo a fare giusta. Poi va bene, altra domanda. Sì, lei ha detto di aver conosciuto Guerra. I rapporti col Pagano Sebastiano, per caso che lei ricordi, erano prima rapporti confidenziali di amicizia e poi dopo un certo periodo sono cambiati, lei ha cambiato atteggiamento, è diventato più freddo, non faceva più confidenze, non so, lei ha sentito le dichiarazioni del Pagano, quindi la domanda è in relazione a queste risposte. Sì, non c'era stato mai un rapporto confidenziale come fa capire il Pagano. Secondariamente, se io il battesimo l'ho fatto nel 92 e si può andare a cercare, mi sembra che è stato nel 92, cioè, a questo punto io che facevo? Queste cose, queste, diciamo, confidenze prima gliele facevo? Cioè, non lo so, io non ho mai avuto questo, diciamo, questo tipo di rapporto, ecco. Cioè, io il rapporto l'ho avuto soltanto per quell'occasione, cioè per fare, diciamo, perché è stata una cosa che mi è fatta così, diciamo, mi è sembrato male, gli ho fatto la crisi, ma non ho avuto mai un rapporto vero e proprio confidenziale o di frequentazione con Pagano. Lei ha abitato mai ad Acicatena? E in che periodi, se lo ricorda? Ma guardi, io ho abitato ad Acicatena da sposato, come ho detto prima, all'85 fino all'88 in Via Blanco. Poi a Santa Maria Malati e poi dopo in un secondo tempo ho abitato, diciamo, anche alla casa di mia madre, che è sempre ad Acicatena. E in che via abita sua madre? E via Sant'Elena e Costantina. Ho capito.
Che attività ha svolto lei? Ha detto già che ha fatto l'elettricista con delle ditte abusivamente? Come No, l'ha ho fatto l'elettricista con delle ditte, sia ditta individuale sia una società SNC. Ci sono dei documenti che lo comprovano. E poi assieme a mia moglie ho rilevato una gastronomia di Citrezza che poi in un secondo tempo ho spostato, perché è un laboratorio, e l'ho spostato dai cereali aggiungendo anche il discorso del laboratorio di pasticceria in Corso Savoia precisamente, dai cereali. Questo è stato nel 94, fine 94, ecco, circa. Ho affittato il locale, ho fatto le cose e là l'ho lasciato, le Citrezze. Cioè, le Citrezze l'ho preso nel 93, verso fine 93. 31 marzo 93 l'ho preso e poi l'abbiamo regolarizzato, perché un primo tempo ho lavorato con la licenza che c'era del proprietario e poi abbiamo fatto la voltura perché c'è un problema di licenza, di cose, e poi al 94 mi sono spostato alle cereali fino alla data del mio arresto, che sono stato arrestato dentro il locale dove lavoravo. Non ho altre domande, signor Presidente. Il Consiglio? Si può accomodare, signor Palazzolo. Signor Presidente, io dovrei produrre anche a seguito di queste dichiarazioni delle iscrizioni, la cessione di azienda e delle dichiarazioni da dove risulta appunto questa attività di gastronomia del Palazzolo e della moglie. E attendo poi che i familiari del Rigano mi portano anche una documentazione che magari produrrò. Va bene, allora la scorta accompagni qui Colaianni Michele. Presidente, l'avvocato Cannavo, desideravo chiedere una cortesia alla Corte, se ai 4 che sono stati indicati dalla Corte possa essere aggiunto anche solo l'Intirinaldo. Sono sì, le 20:40. Ma io ho preso anche degli impegni di natura personale per domani mattina, quindi questa è la mia difficoltà, Presidente. Sono 2 giorni che aspettando l'elenco, che a volte anche per impegni di altri colleghi è stato l'elenco alfabetico è stato deviato, Aspetti un momento. Allora, si ammette la produzione documentale in difesa di Palazzolo, si ammette lo scritto dell'imputato Zuccaro Carmelo da valere come dichiarazione spontanea, che si allega al verbale. Quindi Colaianni Michele e, se è possibile, al posto di Cusimano mettere Suraniti. No. Pubblico Ministero che dice? Basta che ce lo dicano prima, si possono mettere d'accordo, basta che lo sappiamo prima. Dico, per aggiungerlo? Presidente, per noi va bene lo stesso anche per aggiungerlo. Andiamo in parola. Basta che mi mettete d'accordo. Io sarei felice di fare la cortesia all'avvocato Cannavò, ma domani mattina mi è impossibile. Va bene, lo aggiungiamo. Si accomodi Colaianni. E allora c'è Colaianni, poi Dunque, Colaianni Michele, Cusimano Maurizio, Santa Paola Angelo. Prendiamo atto con piacere che gli avvocati sono ancora resistenti oltre le 20:30. Ultra vires. Presidente, mi scusi, io non sono tra questi, quindi devo lasciare l'udienza, nomino sostituto processuale l'avvocato Rapisarda, grazie. Ero sicuro. Comunque per i resistenti il dottor Bertone già mi conosce per un'udienza preliminare, anzi un incidente probatorio, eravamo insieme, abbiamo assistito insieme. Procediamo con l'esame dell'imputato Colaianni. dopo chi c'è? Dove ci facciamo Cusimano? Cusimano. Che preferisci? È Cusimano, che è mio, uno studio. Uno studio, ovviamente. In ogni caso, qua. Scusami, no, cerco di vedermi soltanto.
Signor Colajanni, prima di essere arrestato per l'ordinanza di custodia cautelare per cui è detenuto, lei ha avuto problemi con la giustizia? Sì, sono stato arrestato prima per rapina. Per una rapina commessa dove? A Caltagirone. Per la quale lei è stato condannato? Sì, a 4 anni e 8 mesi in appello, dopo che ero stato condannato a 6 anni in primo grado. E quella rapina con chi l'ha commessa? Eravamo imputati io, Lanza Giuseppe e La Rosa Giuseppe. Lanza Giuseppe, che lei sappia, è stato imputato in questo processo? Sì. La Rosa Giuseppe, che lei sappia, è stato imputato in questo processo? Sì. Lei sa, La Rosa Giuseppe, se avesse qualche soprannome? Lo so perché ho letto la custodia cautelare e siccome era il mio imputato, La Rosa Giuseppe, ho letto nella custodia cautelare che si chiamava Pippo Nobile, però io lo conoscevo come La Rosa Giuseppe. Non lo conosceva, non sapeva di questo soprannome? No, no, assolutamente. Lei sa se La Rosa Giuseppe aveva qualche fratello o ha qualche altro fratello? Qualche fratello? Che io mi ricordo perché siamo stati detenuti assieme nel carcere di Caltagirone, anche nel carcere di Bicocca, e qualche volta è capitato che abbiamo fatto anche colloqui assieme, aveva fratelli e sorelle, però non li conoscevo. Sa se ha avuto qualche fratello ucciso? Sì, dopo ho saputo questo fattore qua pure che è stato ucciso un fratello. Lei sa il periodo in cui è stato ucciso? Non mi ricordo bene. Comunque in questa carcerazione che noi scontavamo per la rapina. Ecco, e questa carcerazione quando è iniziata? È iniziata il 10/5/91. 10 maggio 91? Sì. Quindi non sa precisare il periodo esatto? Non mi ricordo bene. Non si ricorda bene. Né si ricorda dove è avvenuto questo omicidio? No. Lei ha parlato anche di giornali, telegiornali, però di preciso non mi ricordo dove era il punto. Dov'era? Dove è stato il punto dove è stato ucciso suo fratello. Avete fatto altre rapine con questi? No, io ho fatto questa sola rapina con cui sto pagando un prezzo anche, secondo me, anche troppo caro, perché già sono passati 5 anni e 3 mesi. Lei conosce Natale di Raimondo? No. Comunque tutti gli altri questi signori qua li ho conosciuti dopo dal 93, ora sono passati quasi 3 anni. Cioè ora li conosco qua. Dopo l'ordinanza di custodia? Sì, dopo l'ordinanza di custodia cautelare. De prima non lo conoscevo. Lei in che zona abita? Fossa Greve. Salvatore Pappalardo? No, sempre qua. L'ha conosciuto dopo? Sì, sempre qua. Lei quanto è alto? 1,80. Lei conosce Grancagnolo Carmelo? A proposito di lui, volevo dire anche qualcosa. Io con Grancagnolo Carmelo l'ho conosciuto dopo che ero nel carcere di Caltagirone. Ho fatto istanza al Ministero per avvicinamento a Bicocca o Piazza Lanza perché i miei genitori stavano poco bene in quel periodo e il Ministero mi ha accolto questa istanza. E sono stato portato il 5 ottobre 92 a Bicocca. Il 5? 5 ottobre 92. 92? Sì. Dove dopo un paio di giorni è arrivato questo Grancagnolo da un altro carcere del nord, che non ricordo di quale carcere era. Praticamente ho conosciuto lui fino a gennaio 93
che poi lui è partito dal carcere di Bicocca e poi si è saputo che era pentito. Ho conosciuto, come ho conosciuto tanti altri detenuti nel carcere di Bicocca e negli altri istituti dove sono stato io di pena. E lei è stato sempre detenuto a Bicocca? No, sono stato detenuto nel carcere di Caltagirone, poi ho avuto gli arresti ospedalieri, dopo gli arresti domiciliari, dopo sono stato di nuovo portato a Caltagirone nel carcere. A Piazza Lanza c'è stato? Dove? A Piazza Lanza? Piazza Lanza mai. Come il signor Carcagnolo dice che mi ha conosciuto a Piazza Lanza, anzi il signor Carcagnolo a Torino ha dichiarato che con la Ianni Michele lui non lo conosce, conosce un getto Micheletto che ha conosciuto nel carcere di Piazza Lanza, tra cui questa persona è alta 1,65 mentre io sono alto 1,80, abita a San Giovanni Calerno mentre io abito a Fossagrete in via Terraforte 32, poi dice che ho una Maserati mentre io non ho avuto mai neanche la patente nella mia vita, ma non perché non me l'hanno data, perché non l'ho conseguita io, non l'ho potuta mai prendere. Questo quando l'ha detto Grancagnolo? A Torino. Dice che ho una malformazione al naso, mentre io il naso ce l'ho un pochettino grosso, ma però non male. E lei Nino Cosentino lo conosce? No, assolutamente. Quindi lei Micheletto non si chiama? No, assolutamente, io mi chiamo Colaianni Michele. Micheletto è forse quello che ha detto che conosce il Carcagnolo, perché a me non mi può conoscere perché siamo stati insieme all'incirca 2 mesi e mezzo, perciò non possiamo conoscerci come persone, come amici, come conoscenti di carcere, come ne conosco tanti e tanti, perché penso che ho conosciuto all'incirca 1000 persone in 5 anni e 3 mesi che sono in carcere. Cambria Giovanni lo conosce? Ho conosciuto qua al carcere di Bicocca, lo conosco perché siccome io organizzo sempre tornei di tutte le carceri dove sono stato. Lei è? Io organizzo tornei di tutte le carceri dove sono stato, no qua, anche fuori li organizzavo, perché è una passione che ho da tanto tempo. E lui era tifoso della Juventus, come lo sono io tifoso della Juventus, e giocavamo i juventini contro i milanisti, i milanisti contro gli interisti contro i juventini, questo si organizzava qua, né più né meno. Lui quando è venuto qua ha detto alcune cose su di me, che non possono essere né ora né mai vere, ma perché dice non possono essere mai vere? Prima che ci siamo conosciuti in carcere, come lui ha detto benissimo lui stesso, che lui ci ha conosciuto in carcere, di fuori non lo conoscevo. Poi c'è stato solo questa amicizia carceraria come tanti altri detenuti e poi lui aveva un soprannome, lo chiamavano questo qua Ugialenuso, già solo il soprannome dice tutte cose, che tipo di persona poteva essere, perché in carcere quasi quasi non ci dava nessuna confidenza perché era una persona malvagia, cattiva. E io in questo anno di processo quasi che sono qua sono per Carcagnolo che dice che sono alto 1,65 e le altre cose che sono nei verbali che lei sicuramente in questo istante sta leggendo, e per Cambria che mi ha conosciuto nel carcere di Bicocca e basta. Poi tutti gli altri pentiti che sono venuti qua quando sono stati 60 non mi ricordo, non mi conosce nessuno completamente. Gulisano Salvatore lo conosce? Completamente, però nella custodia cautelare c'era scritto che lui conosceva tramite foto, mi ha conosciuto me, e io sono alquanto dispiaciuto che non avete portato questa persona qua, perché mi ci volevo mettere a confronto, perché aspettavo che veniva, perché io questa persona non l'ho vista mai. No, Gulisano Salvatore non è che l'ha riconosciuto, ha detto che lei si chiama Micheletto. Micheletto, e allora poi anche adesso, siccome Carcagnolo lui conosce anche altro Micheletto. Mentre Nino Cosentino... Anzi, se ci sarebbe possibilità di portarlo, ne sarei grato alla Corte e a voi stessi se me lo portate qua. Non ci sono altre domande. Cadavere. Signor Coiani, ma ha mai abitato a San Giovanni Calermo lei? Mai. Io ho abitato
in via Duca degli Abruzzi e in via Tereforti, e anzi anche in via Nicola Giannotta, comune di? sempre di Catania. Dall'esame del pubblico ministero si è capito, ma comunque appare opportuno ribadirlo. Lei è mai stato detenuto a Piazza Lanza? Mai. Mai? Mai. Nessun'altra domanda? Possiamo chiudere l'esame? Un attimino, Presidente. Rocco Di Paola lo conosce? No, assolutamente. Ha sentito che Rocco Di Paola ha reso dichiarazioni che la riguardano? A me? Sì. Io ero qua quando c'era Rocco Di Paola, dichiarazione su di me non ne ha dato. Se mi è sfuggito qualcosa me la può dire lei. Va bene. Basta così, Presidente. Finito? Signor Presidente, una precisazione. Sì. Soltanto. Signor Coriani, quando tra detenuti vi sono dei contatti, delle confidenze, ha mai sentito parlare di appartenenza a gruppi malavitosi o meno? Cioè, c'era questo uso di confidarsi in questo senso? Dove? In carcere? Sì. Assolutamente. Le persone sono uno diffidente, uno con un altro. Non si parla di nessuno, poi in questi periodi non si parla completamente non parla nessuno con niente. Un'altra precisazione, quando lei era detenuto a Bicocca e vi era insieme a lei il Cambria, avevate delle sistemazioni particolari perché appartenenti a certi gruppi o meno? Completamente. A me io in qualsiasi istituto arrivo, dove mi vogliono portare mi portano, non mi faccio richiesta a niente, mi possono portare in qualsiasi posto, dove loro ritengono, non ho nessuna preferenza. Si possono informare anche quella, la Corte, quando dove caccio dove sono stato io. E ci sarà, abbiamo fatto questa richiesta, va bene, grazie. Chiedo scusa, Presidente. Cusimano Maurizio lo conosce? Ho conosciuto qua, non lo conosco da fuori. Non si è mai incontrato fuori con Cusimano? No, assolutamente. Giustino Carmelo? Completamente, lo conosco. Si può accomodare? No, aspetti Presidente, mi scusi. C'è ancora qualcos'altro? Davanti. Natale De Manuele lo conosce? No, completamente. E Franco Di Grazia? Non so No, se gliel'avevo completamente. già chiesto. No, completamente, non lo conosco. Si può accomodare. Signor Presidente, volevo dire una cosa. Sì. Io che ora Ma ho passato questo periodo dal 93 a ora, che io già il 14 dicembre del 93 potevo essere a casa già con una licenza premio che mi era stata data nel carcere di Modica, e per avere una licenza premio nei carceri bisogna prima prendere delle informazioni, specialmente nel 93 all'antimafia, tutte queste polizie e cose. Io ero sconosciuto, hanno dato parere favorevole, mi hanno dato questa licenza commissario il GP Ferrara, perché l'ha visto lui nel carcere di Modica, che l'ha fatto vedere il maresciallo del carcere, e poi 2 giorni dopo divento associato a sto blitz che è scattato di Santa Paola, mentre io non conosco nessuno, come benissimo sa, non ho avuto mai un fermo con nessuno di questi imputati, non li conoscevo completamente a nessuno, li sto conoscendo ora. Poi voglio dire anche, nella mia famiglia c'è mio padre che è da 25 anni che è impiegato comunale, mio fratello che è laureato, poi ho una sorella che è sposata con un ragazzo che è un gran lavoratore e una bambina adottiva pure abbiamo. Perciò sta mafiosità che Dio dove l'ho presa? E ora tutto è carcere di tutta questa carcerazione che ho fatto io in più solo con una... Un attimo, io volevo fare, mi chiedo scusa, avevo dimenticato di fare una domanda importante, secondo il mio parere. Signor Coriani, lei all'inizio di questo processo, nella fase proprio nelle questioni preliminari, ha saputo che il La Rosa e Lanza, suoi coimputati nel processo della rapina, hanno chiesto il patteggiamento e l'hanno ottenuto? A quanto ne so io, so che sono anche fuori, tutte e due. Se io volevo fare pure un patteggiamento che me ne volevo andare a casa, lo potevo fare benissimo. Un attimo solo. Scusi, avvocato, perché potevo essere a casa io, anzi prima di un attimo. Lei perché non ha voluto fare il patteggiamento, dato che era possibile? Io ho voluto affrontare il processo per dimostrare la mia innocenza, e la mia innocenza penso che a questo punto è stata già dimostrata anche di più, perché sono state solo 2 persone che hanno detto, mi hanno conosciuto
né uno direttamente dice che sono alto nel 65, mi collega io non riprendiamo questi, li conosciamo gli elementi di accusa. No, volevo sapere lei che titolo di studio ha. Io ho fatto la terza media. E poi che tipo di attività lavora? Poi da 15 anni a 18 anni, prima di partire al militare, ho fatto il parrucchiere per donne, 3 anni. Poi dopo, quando sono tornato del militare, sono stato disoccupato un po' di tempo, ho fatto dei lavori saltuari dove capitava. Di che cosa? Ho fatto venditore ambulante, ho fatto manuale, ho fatto quello che mi capitava, dove c'era la possibilità di lavorare, lavoravo. È sposato? No. E come si è trovato in fatti di rapina? Sono stato coinvolto, ho fatto uno sbaglio nella mia vita, l'ho pagato. Che tipo di rapina era? Una rapina in una banca. Si può accomodare. Grazie. Buonasera. Buonasera. Cusimano Maurizio. Cusimano te lo sei ripreso? No, qua io c'ho. Preparati l'altro poi, Amedeo. Presidente, chiedo scusa, chi erano gli altri che erano rimasti? Suraniti. Suraniti. Allora preparati o Santa Paola o Suraniti. Presidente, dobbiamo andare, li dobbiamo fare tutti, no, per saperlo. Preparati o Santa Paola o Suraniti, va bene? Poi me lo dice così, va bene? Ce l'ho io ancora così male. No, me lo prendo. Sbrighiamoci, me lo sono dimenticato. Sì, può stare tranquillo. Allora, Cusimano Maurizio. No, perché Cusimano. E il pubblico ministero può procedere. Cusimano, me lo prendo, ti spiace. Cusimano deve essere 4 minuti. Sì. Signor Cusimano, lei ha soprannomi? No. Ha avuto altri processi penali lei? Io sono stato arrestato nel 90 per una rapina e sono stato assolto in primo grado. Assoluzione chiestami dal pubblico ministero. E poi è stata impugnata questa sentenza o è definitiva? No. E se me l'ha chiesto il pubblico ministero? Vabbè, non vuol dire, può essere impugnata lo stesso. Senta, lei dove abita? A Montepo. Dove? Montepo. A Montepo. Dal 1978. Lei è mai stato chiamato col soprannome Maurizio Beddo? No. Lei conosce o ha mai sentito nominare Maurizio Avola? No, io personalmente non lo conosco. L'ho sentito nominare qui a processo. La rapina per la quale lei ha subito il processo in danno di chi era stata commessa? Beh, io la rapina dove è stata consumata neanche lo so, perché io sono stato arrestato a casa. Vabbè, ha subito un processo, poi l'ha saputo? Sì. C'è il luogo, so che era una finanziaria. Si ricorda se era la Citifin? Sì, la Citifin. Samperi Alfio lo conosce? No. Natale di Raimondo? Sì. L'ho conosciuto, io avevo 13 anni, lui 17. 17, 16, non ricordo bene. Poi non l'ho più visto per una decina d'anni. L'ho rincontrato in occasione di una partita di calcio nel 90. Quando? Nel 90, 89-90. In un'occasione di una partita di calcio. Avversari eravamo allora.
Pappalardo Salvatore? Sì, pure lo conosco. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto sempre nell'89-90. Prima non credo di averlo conosciuto. Comunque abita sempre a Montepo. Perché abitiamo nel raggio di 20-30 metri. Di Grazia Francesco? Sì, lo conosco pure, abita di fronte a casa mia. Da quanto tempo? Sempre dal 78-80, almeno. Ha avuto frequentazioni? No, frequentazioni nel quartiere. Sì, ci vedevamo al chiosco oppure dal barbiere. Ma mai Qual è questo chiosco? Cioè, a Montepo esistono solo due cose, un chiosco e un barbiere, non c'è altro. E con il Di Raimondo si è mai visto a questo chiosco? Il chiosco è nella piazza, non è che sia in un luogo appartato. Dico, ha avuto modo mai di incontrare il Di Raimondo? Incontrare in che senso? Cioè, nel senso che vi prendeva lì, non è naturale. Il Pappalardo? Pappalardo di meno. Dove se la faceva il Pappalardo? Non lo so dove se la faceva. Mentre il Di Grazia abita proprio dove abito io, di fronte a casa mia. Cioè, poi non è che io lo vedevo tutti i giorni, io poi mica c'ero tutto il giorno. Senta, Aiello Giuseppe, lei l'ha conosciuto? Abita nella palazzina a fianco a me. Cioè, io abito a 7, lui abita a 6. Quando l'ha conosciuto? Ci conosciamo tutti da ragazzini, da bambini. Lui aveva, se non ricordo male, 6-7 anni. Io ne avevo 10-12, non ricordo bene. Poi ci siamo frequentati di più, man mano che crescevamo. Io ho preso la patente, lui no, e uscivamo anche assieme. Senta, la Rosa Giuseppe? Abita sopra casa mia, nella stessa palazzina. Sa se ha qualche soprannome? L'ho letto nell'ordinanza. Però io non l'ho mai chiamato con questo soprannome. Qual era? Cosa ha letto l'ordinanza? Se non ricordo Nobile, mi sembra, se non ricordo male. Con quello ho sempre chiamato Pippo. La Rosa Vincenzo lo conosce? Sì, è il fratello piccolino, il più piccolo mi sembra. Ha altri fratelli? Sì, lui ha altri, sì, c'è Gaetano, Salvatore, un altro fratello che è morto. Come si chiamava? Domenico. Come è morto, lo sa? È stato ucciso. Dove, lo sa? No. In che periodo è stato ucciso, se lo ricorda? No, non ricordo, comunque è stato dopo che io sono uscito, comunque dopo il 91 sicuro. Fazio Salvatore lo conosce? Fazio Salvatore mi ha presentato il fratello, Fazio Vincenzo, perché noi eravamo a Piazza Lanza, lavoravamo, io facevo il cuciniere e lui un altro lavoro. Dopo che sono uscito ho incontrato Fazio Vincenzo alla fiera, lui lavorava in un posto di frutta e in qualche occasione ho visto anche il fratello Salvatore. Senta, lei il soprannome o comunque persone col soprannome Paghiolo l'ha conosciuto? No, a parte il fatto che io non ho... le persone chiamo col nome e cognome. Umberto Di Fazio? Non lo conoscevo, l'ho conosciuto qua a Bicocca. Prima conoscevo 100 persone, ora ne conosco 1000. A Montepo non l'ha mai visto? No. Io non è che stavo 24 ore su 24 a Montepo. Sabato e la domenica. Senta, Giustino Carmelo lei lo conosce? No, è di Montepo.
Lei conosce un Giustino Carmelo? No, conosco ragazzi che si chiamano Carmelo che abitano a Monteposi, ne conosco 2 o 3. Uno che fa il pescatore, uno che ha la salumeria e l'altro non mi sto ricordando bene. Comunque il cognome non... il nome, Carmelo sì, se abita dove abito io. Conosco tutti quelli che abitano, come tutti conoscono me. Faro Massimo? Faro Massimo, ma è un ragazzo che è morto. Sa come... Io ero a Piazza Lanza, ero detenuto quando è morto. Quando è morto? Ha saputo come è morto? Dai giornali so che sono stati i carabinieri ad ucciderlo. Lei quando l'aveva conosciuto il Faro Massimo? Siamo sempre lì perché la data precisa non gliela so dire. Comunque io dal 78 abito a Montepo. Lui abita, io abito al numero 7, lui abita al numero 8. Cioè comunque Montepo, dove abito io, è come quest'aula. Cioè tutte le palazzine sono le celle. E l'uscita è da questa parte, c'è una sola uscita. Cioè lei deve immaginare di 20 anni vivendo lì, ci conosciamo tutti. Squillaci Francesco? Lo conoscevo ma adesso è morto. Come è morto lo Squillaci Francesco? Con un incidente, mentre io ero in carcere. Mirabella Rosario? No. Mirabella Rosario? Non credo di conoscere. Patti Cesare? Sì, l'ho conosciuto a Piazza Lanza. Eravamo rinchiusi nella stessa cella. Il Patti Cesare? Sì. Senta, via Guastella e lì a Dove Montepo. abito io? Sì. Largo Serafina Amabile Guastella, numero 7. Lei risulta aver avuto Dove abitava? Abitavo. Adesso non ci abito più perché mi sono sposato e abito... Senta, lei risulta aver avuto un controllo con Patti Cesare in via Palermo. Risulta aver avuto un controllo con Patti Cesare, Squillaci Francesco e Giustino Carmelo il 20 aprile del 94 in via Guastella. Allora Giustino Carmelo è quello che abita a Montepo, Carmelo, il pescatore. Io non lo so esattamente. Io il nome non me lo ricordo, per questo infatti gli ho detto se abita lì. Adesso ho focalizzato chi è questa persona? Sì, sì, il pescatore. Dove abita? Abita dove abito io. Io abito a Largo Serafina Amabile Guastella, lui Largo Favaro. C'è la palazzina dopo. Cioè lei ha presente Montepo? Sì. L'uscita è sempre una comunque. Via Lenin a Mister Bianco, lei c'è mai stato a Mister Bianco in via Lenin? Via Lenin... Io sì, ci sono stato. Quanto dista da Montepo? In linea d'aria? Sì. Saranno 300-400 metri. Ricorda di essersi recato lì in via Lenin con il Giustino Carmelo? Se io mi sono recato, sì. Io sono stato fermato con il Carmelo. Lì in via Lenin? Se è la strada principale di Lineri, sì, via Lenin. E ricorda che cosa ci faceva in quel posto? No, non me lo ricordo. Comunque non ero fermo. Sono stato fermato in un posto di blocco.
Se non erro mi sembra che ero stato... No, non ricordo bene, forse dal vetraio, però non ricordo bene. Senta, la via Pacinotti Comunque, dove... il Giustino è una persona incensurata, cioè come ero incensurato io, il Giustino era anche incensurato. Certo, all'epoca. All'epoca, sì. All'epoca, anche oggi, fino a... Sì. La via Pacinotti, lei sa dove si trova? Via Pacinotti sì. Dove si sono trova? recato, c'era un barbiere. Prima io tagliavo i capelli in questo barbiere. Chiedo scusa, via Pacinotti rispetto a Montepo? Montepo. Sì. Vabbè, che ne so, quanto sarà distante? Sì. È vicino a Piazza Marconi. In lineare non è che sto misurando. Dico, è dista quanto più o meno da Montepo? Con la macchina saranno 3 minuti di macchina. Sì. Mi recavo lì perché c'era il barbiere dove andavo a tagliare i capelli prima. Ricorda di essere stato mai controllato in via Pacinotti? Io non sono stato mai controllato in via Pacinotti, cioè dal barbiere sono stato controllato. E con chi era in quell'occasione, se lo ricorda? Se non ricordo male c'era anche il pappalato Salvatore, che era dal barbiere pure. Ricorda se c'era anche il Fazio Salvatore? Non me lo ricordo. Onestamente non... Comunque il pappalato me lo ricordo. Lì, prima a Montepo non c'era il barbiere, dopo invece c'è lo stesso barbiere di lì e è venuto a Montepo. Senta, lei ricorda di essere stato controllato poi a Montepo in altre occasioni? A Montepo sì, tantissime volte, sempre dal barbiere. Ogni volta che ero dal barbiere o seduto a farmi la barba o mi tagliavo i capelli, ero sempre fermato. Ricorda se... Assieme a me tutti quelli che c'erano lì. Cioè? Tutte le persone che erano lì venivano fermati tutti assieme. Ne ricorda qualcuno con il quale solo... Gli abitanti che ci sono lì a Montepo. Con Di Grazia Francesco ricorda di aver avuto controlli? Di Grazia Francesco abita a Montepo. Sì, non lo metto in dubbio questo discorso. Non lo può mettere in dubbio così. Ma non avevo intenzione di metterlo in dubbio. Sì. Cusimano. Mi scusi. Lei risulta aver avuto un controllo con Di Grazia, sempre in via Guastella, con il Giustino, con il Di Grazia Giovanni, con Di Stefano Angelo e con Fazio Vincenzo. Ricorda se lei aveva una frequentazione con tutte queste persone o l'occasione di quel controllo? No, se ci fermavano perché eravamo al barbiere oppure vicino al chiosco, davanti al chiosco, perché lei sa benissimo che basta che viene, non è che selezionano le persone, tutte quelle che trovano dentro il barbiere fermano e scrivono. Cioè non è che mi hanno mai fermato, che so, che io andavo a passeggio per Catania con Di Grazia Francesco, con Di Grazia Giovanni, non è mai successo. Beh, in via Pacinotti era col Pappalardo. Ma non ero dal barbiere. Dal barbiere. È diverso, cioè non è che mi hanno mai fermato in macchina con qualcuno, solo con Giustino Carmelo. Cusimano Marcello chi è? Suo fratello. Suo fratello. È uscito da poco. Da poco. Dopo 5 anni e qualcosa. Furnò Antonio chi è? Chi? Furnò Antonio. No, non lo conosco. Furnò? Sì. Mai sentito nominare. Furnò. Senta, per la rapina, non so se gliel'ho già chiesto, c'erano suoi coimputati anche per la rapina alla Citifin? Sì. Vi erano altre persone imputate? Allora, per la rapina alla Citifin è stato arrestato mio fratello sul luogo. Marcello? Mio fratello Marcello. Poi io mentre andavo a casa mia ho trovato i carabinieri a casa mia, sono salito a casa mia e mi hanno arrestato pure a me.
Dopo un po' di tempo hanno arrestato altre 2 persone. Chi erano? Allora, se ricordo, comunque uno abita dove abito io, mi sembra che si chiamava Maurizio, sì, il cognome non me lo sto ricordando, l'altro Biagio. L'altro? Biagio, sì, mi sembra che si chiama Biagio. Le vedi i nomi di queste persone? Ce l'hai gli imputati di questo processo? Maurizio Zuccaro lo conosce? Maurizio Zuccaro? Si chiamava Iacono Maurizio. L'imputato, cioè di mio fratello, sì, diciamo. Cioè che poi era anche imputato mio. Suo fratello poi è stato assolto pure? No, l'unico che è stato condannato è stato mio fratello. Suo fratello? 5 anni e qualcosa, non ricordo bene. Comunque gli altri 2, se non ricordo male, sono usciti in appello. Io sono uscito in primo grado, dopo 13 mesi e mezzo di carcerazione preventiva. Marcello D'Agata lei l'ha conosciuto? No, l'ho conosciuto qua. Prima neanche lo sentivo proprio nominare. Le avevo chiesto forse di Avola Maurizio già. Avola Maurizio? Non lo conosco, l'ho sentito nominare qua, è quello che mi ha fatto arrestare. Oltre a lui mi sembra che ce ne siano qualche altro che io non ricordo. Se me li menziona così almeno chiariamo questo punto. Senta, Scavo Giuseppe lei l'ha conosciuto? Giuseppe l'ho ascoltato qua. Lui dice di conoscermi, mi ha conosciuto nel 93, io ero nella stanza assieme a Maurizio Avola, nella 55 se non ricordo male. Allora io faccio presente, e lei lo può benissimo vedere, che non sono mai stato a Piazza Lanza né nel 93, né nel 94, né nel 92, neanche nel 91. E precisamente. Senta, ma lei con Maurizio Avola allora è stato ristretto? Mai. Io Maurizio Avola non lo conosco. Il Giuseppe Scavo dice di avermi incontrato assieme a Maurizio Avola nella 55 nel 1993. Lo ricordo bene. Dice che era allora 22 anni, 25. Nel 93 non sono mai stato in carcere, né nel 93, nel 92, né nel 94. Lei quando è stato detenuto a Piazza Lanza? Sempre a Piazza Lanza. Io sono uscito il 19 luglio del 91. E quanto tempo è stato ristretto lì? Tutto il tempo. 13 mesi e mezzo. Quindi a cominciare da quando? Dal 7 giugno mi sembra. 7 giugno fino al 19 luglio. Ristretto per 6-7 mesi sono stato. Quindi 7 giugno 90? Fino al 19 luglio 91. 19 luglio 91. In quale cella è stato ristretto? 45. 45. Per 5 o 6 mesi. Poi sono stato portato al pian terreno. Perché lavoravo. 45 che braccio era? Sinistro. Sinistro. E poi quando è stato portato? Sono andato a sinistro perché già mio fratello era a sinistro, io sono andato a sinistra. Ma per precisare, perché poi, lo so. Suo fratello Marcello era già a sinistra? Mio fratello sì. Mio fratello era 55, assieme non ci hanno messo, però mi hanno messo a meno vicino a mio fratello, perché lui già aveva esperienza, perché era già stato in carcere, io era la prima volta che entravo in un istituto di pena, non sapevo né cosa fare, ero stato isolato. Senta, e chi c'era nella cella insieme a lei e a suo fratello? Nella cella dove mi hanno messo? Sì. Nella cella dove è stato messo? Dopo mio fratello è stato anche messo nella 45. Cioè vi faccia capire, lei perché si è fatto mettere al braccio sinistro? Io non mi sono fatto mettere a sinistro, il discorso è, eravamo isolati. Sì. Poi a uno ci hanno portato al braccio. Giustamente io ho detto dov'è mio fratello, se mi ci può portare dov'è mio fratello, e mi hanno portato lì. Non è che io sapevo se mi portavano a Ma suo fratello era già lì o arrivò dopo, alla 45? Meno male, 5 minuti lui e dopo 5 minuti io, perché siamo usciti assieme dall'isolamento.
quindi... Cioè noi non potevamo comunicare perché eravamo isolati. Ascolti, allora lei va nella cella 45 dopo l'isolamento, è così? Mi mettono nella cella 45. La mettono nella cella 45. No, vado. E chi c'era con lei, Cosimano? Chi ho trovato lì? Sì. Ho trovato Cesare Patti e gli altri non mi ricordo bene. Altri 2 o 3 che non conosco, non mi ricordo neanche i nomi. Ho trovato anche un ragazzo di Montepo. Chi era? Aspetti che ricordo. Si chiamava Franco, il cognome non me lo ricordo comunque. Franco. Non ne ricorda nessun altro. Quanti eravate? 7. E non ne ricorda nessuno dei cognomi? Gli sto dicendo che c'erano 2 o 3 ragazzi che non mi ricordo perché non erano né del mio quartiere, invece questo Franco è del mio quartiere. Ho capito.